Meo in avanti, la palla anticipata da De Chiara, può andare il tiro così, Molin la legge fuori e per sua fortuna non sia ancora 1-0, ma il risultato resta sullo 0-0 pari. Se ne va via ora con un gran numero Marton, la palla a sinistra dove Cecon prova a sfidare il Burraiti che lo mette giù ma senza fallo e quindi rimessa laterale Bissuola. Attenzione al tagliante del numero 5 Marton che per poco non trova lo specchio della porta quando mancano 12:15 al termine del primo tempo. Ci scusiamo per le problematiche relative all'audio nella prima parte di gara. Ora tutto sistemato e possiamo immergerci qui dalla Belbote Arena con la voce di Vincenzo Morandin in questo Team Giorgione Polisportiva Bissuola. De Chiara, Bastini in avanti, non c'è De Zenor ma il Burraiti che non recepisce il passaggio e allora Molin, Meo, palla deviata subito da Tilal e gioco che può riprendere vicino alla panchina di Paglianti. Prova a girarsi con il numero 13 Chia, De Chiara bravo nell'anticiparlo. Meo a sinistra, Leosen anticipa tutto e allora ancora il Burraiti a intercettare. Molin, Leosen a spizzare con la testa, a chiuderla Meo, capitano storico del Bissuola. A scodellarli in avanti ora per il numero 13 Chia, difficile il controllo anche in questa occasione e palla al Team Giorgione con Leo Senna e non ne giocherà 40 quest'oggi ma sicuramente ci andrà vicino come è accaduto anche contro la Simec. Sporco il passaggio di Bastini, Leo Senna recepisce comunque, va da De Chiara, si arriva sulla destra da Tilal, ancora Leo Senna e De Chiara. Tilal, l'anticipo forte e aggressivo di Cecon e sempre rimessa laterale dalla stessa zona di campo, si gira bene Tilal con la suola e il Burraiti ora ha trovato un buon minutaggio nella partita di ritorno contro la Simec, era entrato sicuramente bene nelle rotazioni, sta trovando sempre più spazio e fiducia da parte di Alemao. Molin, la frustata a cercare Chia che non controlla neanche in questo caso e Leo Senna, come non detto, esce ora al posto di Vecchione. Tilal, difficile l'aggancio anche in questa occasione e allora Molin può far continuare questa battaglia tra numeri 1 anche se Bastini gioca con la 12. Tilal, troppo lungo, passaggio alto di De Chiara, fasi di gioco ancora un po' confusionari da ambe le parti. Bastini va all'anticipo su chi in questo caso, attenzione però perché se ne esce benissimo il numero 11 Cecon che va ad alzare la palla sopra la gamba dell'estremo difensore, la tocca sul secondo palo e arriva l'autogol sfortunato da parte del Team Giorgione. Bissuola che passa quindi in vantaggio 1-0 alla Belbote, vantaggio della Polisportiva Bissuola. Vecchione, Tilal prova a girarsi, il Burraiti non ci riesce, Tilal viene chiuso a forbice da 2 e quindi arriva fallo e cartellino giallo per il numero 13 Chia, ammonito il primo della gara, terzo invece il fallo del Bissuola.
ad inizio primo tempo, più o meno da lì c'era stata una punizione importante per Leo Senna, che aveva provato a calciare. Vedremo se farà lo stesso De Chiara. Il movimento di uscire dal blocco di Vecchione, suola e non riesce ad andare in porta. Prova a farlo dall'altra parte Kenalesso, con il ritorno della squadra titolare in campo. Tratto infatti anche Brunetti, tratto Zanardo, rimasto il solo Cecon. De Chiara viene messo giù, invece sì, c'è l'intervento falloso di De Chiara nella lotta tra il numero 6 con Nalesso, sicuramente uno dei giocatori più importanti in casa Bissuola, 12 gol stagionali per lui, più 2 arrivati nel playoff contro il Verona. Nalesso, che volto noto sicuramente nel futsal veneziano, la scorsa è passata 3 stagioni, 29 gol, 14 anche quest'anno. Il gol lo sa trovare, ma qui ha saputo trovare il fallo da parte di De Chiara e Bastini a sistemare il solo Vecchione in barriera. Zanardo tocca ad Nalesso, che vuole sfruttare nuovamente il 10 sulla destra. Scivola Vecchione nel provare ad intervenire ed è calcio d'angolo per il Bissuola. Si sistema con la consueta Y il team Giorgione e il gioco riparte da Nalesso, palla in mezzo, anticipata da Vecchione. Sull'altro lato del campo il Burraiti ad intervenire e palla ancora al Bissuola. Zanardo sempre a giocarla col mancino, De Chiara con la testa invece, palla out e time out. Alla prossima occasione abbiamo visto Thomas Bragagnolo consegnare il cartellino del time out alla cronometrista Chiara Grasso, quindi alla prossima azione idee da sistemare, eccole qui per il team Giorgione. Allora, dopo questi 60 secondi concessi dal direttore di gara alla formazione di Alemao, è tutto pronto. Si può ricominciare a 9:19 dal termine e subito con Vecchione a sbagliare questo pallone. Sappiamo sicuramente che il team Giorgione non muore mai, ma dall'altro canto anche il Bissuola di rimonte ne sa qualcosa, visto il 10-3 contro il Verona nel gara di ritorno del precedente turno, in cui la formazione veneziana sembrava ormai spacciata, invece è riuscita dopo i tempi supplementari a guadagnare questo secondo turno. Leo Senna, Stefani cerca il movimento dei propri compagni, deve tornare dal numero 3 che incespica nel movimento in avanti. Allora Ortolan, Nalesso, non Zanardo ma Brunetti, prova a proteggere il pallone, arriva a tutta foga e velocità Ortolan dalla sinistra, la puntata è larga, Bastini rinvia, Molin riceve e va da Zanardo. Ora Ortolan
contromovimento su De Zen che lo lascia là, torna al 9, subisce anche fallo, Stefani lotta, la maglia viene tirata, messo giù, ammonito sicuramente. Il numero 7, Brunetti, riceve per l'appunto l'ammonizione, seconda di giornata dopo quella subita pochi minuti fa da Chia. Chiede calma il direttore a mister Paglianti. Azione pericolosa. La prima affidata a Leo Senna, la seconda a De Chiara, sembra invece essere ancora la situazione omologa alla prima, infatti con Vecchione e Leo Senna sul pallone. Vedremo se anche in questo caso sarà il 3 ad andare alla battuta. Un solo uomo in barriera, Zanardo, pronto forse a chiudere Ortolan il muro. Ortolan segue Vecchione. Leo Senna va invece alla staffilata. E ne sente la potenza di questo tiro Molin che smaneggia il calcio d'angolo. Vecchione alza la palla sul secondo palo, Leo Senna non può arrivare, Ortolan mette la gamba, non riesce a continuare la propria corsa e allora rimessa laterale team con Alemao a posizionare il pallone sul punto di battuta. Stefani, Vecchione, Stefani va via, Leo Senna riceve, ora il 7, ora Leo Senna, Vecchione, De Zen, pericolosissimo questo pallone lasciato là e non sfruttato dal numero 6 Nalesso davanti alla porta di Bastini, prova ad aprire il piattone sul primo palo, palla a metà altezza ma a lato della porta del 12. Vecchione, Leo Senna col mancino a girare, sempre a 2 con Stefani, non può tornare da Bastini, allora per evitare rischi mette la palla fuori, Bissuola che prova ad aumentare la propria pressione con mister Paglianti a spiegare ai suoi cosa fare, è già pronto col cartellino del time out da qui a breve. Zanardo sempre col mancino, devono capirlo i giocatori del team perché sta facendo solo quello. E allora Brunetti anticipato questa volta a Stefani, De Zen con la suola, torna il numero 7 Bissuola ed è Brunetti a lanciare lungo da Zanardo. Il fallo di Vecchione così non è, perché il direttore di gara dice si gioca, siamo ai playoff, non ci si può lasciare certo queste leggerezze. Zanardo a girarsi però benissimo sul sinistro, sul destro invece scusate, e palla che carambola più e più volte davanti alla zona pericolosissima, l'area di rigore di Bastini, che ora riceve il pallone tra le mani, va da Stefani, giù col petto e bene, Vecchione col mancino alto, non c'è un secondo di pausa, azioni confuse da una parte e dall'altra. Ora Zanardo dentro da Brunetti a far respirare, capisce bene la situazione, un po' Leo Senna a rallentare il gioco andando da Stefani e ora Vecchione. La palla in mezzo dove non c'è De Zen ma Nalesso che può provare ad andare avanti e anche alla conclusione con la punta ribattuta da Stefani. Molin lungo, sempre Stefani a lottare, tocco è venuto con la testa, allora Bastini la può prendere e lanciare lunga. De Zen ancora una volta anticipato da Nalesso, le azioni in questo frangente di gara sembrano la fotocopia da ambo le parti, con i portieri rilanciare, il centrale anticipare sempre il movimento del pivot. Nalesso giù intanto, Stefani torna molto bene su Brunetti e Bastini a lanciare De Zen, 3 contro 2 team. De Zen si accentra e va al tiro con il destro. Time out di Nicola Paglianti, mentre il direttore di gara Uva andava a parlare col mister. Arriva comunque il time out a 5:59 dal termine, con l'autogol di El Burraiti a decidere fin qui la gara.
Allora, sfruttati, time out da ambo le panchine, prima da Lemao, poi da Paglianti, e gioco che riparte da Molin. Palla che non tocca il soffitto della Belboté, comunque a favore del team Giorgione. De Generi, De Chiara, Leo Senna, e in campo c'è anche Tilal. Altre rotazioni avvenute nel mentre in questo time out da parte del team Giorgione, ma ancora passaggio sbagliato in casa team. Canuto, Tilal ad anticipare, è veloce, lo sanno i giocatori del Bissuola. Lo Senna intanto viene messo giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara, e sarebbe stato il quinto del Bissuola. Sicuramente questo mancato fischio può avere un peso importante sul continuo di questo primo tempo. De Generi, mettere la palla giù e toccare da De Chiara. Ora Leo Senna, Bastini, movimenti di Tilal e De Chiara, cercato il secondo, ma palla messa fuori con la testa da Marton che scende giù, cade a terra, ma Leo Senna può anticipare il tutto e sfruttare questa occasione andando prima da De Chiara, palla ancora il 3, gioca con la suola, se ne va via, tenta di farlo, non è uscito il pallone, Molin a far la sua dentro l'area sempre con molta sicurezza, lanciare lungo con meno precisione in questo caso, palla direttamente a Tilal, tocca corto da Leo Senna, davanti non c'è nessuno, prova ad andarci ora De Generi, De Chiara cerca proprio il suo ex compagno alla compagnia Malo che di playoff ne sa qualcosa, se ne va via benissimo Leo Senna con la punta, Molin la tiene lì in due tempi sul tentativo di rovesciata da parte di Tilal, ma ancora una volta al lancio lungo non ce n'è da fare perché la palla torna sempre a Bastini e quindi nuovamente azione veloce del team con Tilal. Ragione invece in questo caso dietro da De Chiara, taglia Leo Senna e De Generi è troppo avanti per il passaggio del compagno, fuori Ortolan, dentro con l'11 Samuele Cecon che aveva messo la retroguardia del team molto in difficoltà nelle prime frazioni del primo tempo. E allora Marton, lanciarla lunga un po' alla Molin e Bastini a lasciare lì per Tilal, Ayub, Leo Senna, De Generi con il tacco da De Chiara. Frizzantino in questo inizio di gara vuole sicuramente dare una scossa ai propri compagni. 4-0-4 al termine del primo tempo, 1-0 Bissuola, lo ricordiamo l'autogol di El Burraiti, partita che non ha visto però in questo primo tempo grandi emozioni, se non qualche giocata individuale, pochi, le conclusioni davvero pericolose per gli estremi difensori. E ora De Generi ad incaricarsi di questa laterale con Leo Senna sempre vicino per il tocco e tiro. Così non è, prima se la porta avanti il 3, raddoppiato però da Cecon e Marton che la mette avanti, e ancora una volta De Generi a giocare la laterale, De Chiara, dietro c'è Bastini, cercato, può giocarla anche lui con i piedi, così è, vede il movimento laterale di Ayub, pescato benissimo in controtempo su Capitan Meo, anticipa di testa Ayub, palla alta sopra la traversa e Molin a recuperare palla del proprio compagno di reparto Gavioli che si è alzato dalla panchina. Canuto, la palla rimane lì, allora De Generi può andare a puntarlo, riparte però da dietro da De Chiara, scelta inspiegabile, questa è il numero 19 e puntata del giocatore del Bissuola che per poco non sorprende Bastini, palla avanti di Molin, facile per il 12 e ancora lancio lungo dalla parte opposta. Batti e ribatti questo tamburello del primo tempo con Meo che cerca di farla passare in mezzo alle gambe di Chiara e quest'ultimo a guadagnare dopo il tocco di Samuele Cecon nella rimessa laterale. Allora Bastini portarla avanti, rischia la giocata ma fa bene solo in un primo tempo andando da Tilal. Ora Cecon, sul secondo non c'è nessuno, prova ad incunearsi nello spazio centrale. De Chiara, Tilal con il tacco e Leo Senna a ripartire con calma, ancora una volta, a meno di 3 dal termine. De Generi si accentra con la suola, ora Leo Senna
può andare al tiro da lì, così è, deviato da Ceccone, calcio d'angolo, prova ad aumentare i ritmi del motore il team Giorgione, ma per ora ancora non sono molti i rischi corsi da Molin, ci prova anche De Chiara, questa volta la palla è proprio per il numero 1, classe 94, che va lungo dal Canuto, inciampa nel parquet della Bel Boté, e ancora una volta Bastini, De Generi, prova ad andarsene in solitaria, e Zanardo intanto ad entrare in campo al posto di Marton. Meo ad intercettare e Tilal a lasciare la rimessa a Leo Senna, che chiama uno schema ai suoi, sicuramente provato in settimana. Leo Senna, De Chiara gli va vicino, ma il tutto serve a far uscire Bastini. Difficoltà Zanardo, non sa se uscire su Bastini o andare su De Generi, non fa nessuna delle due, ma il tiro del 12 fa terminare la palla in calcio d'angolo. Leo Senna ad incaricarsene. Canuto sulla sinistra, arriva veloce Zanardo, preferito, a destra Ceccone, ora ancora il 2 di prima, prova a girarla sul secondo palo dove c'era il 10, il tutto subito respinto da De Chiara e direttore di gara che inizia già il conteggio, i secondi sono 4. Al terzo parte il tiro di Meo, deviato, si stava quasi per andare a trovare nella porta di Bastini, ma c'è solo la via dell'angolo per il Bissuola con Canuto che cerca di sorprendere Bastini sul proprio palo, di spaccata mette out e si riparte ancora dalla tre quarti campo del Bissuola. Meo, Zanardo, sempre a tagliare il campo con questi passaggi di mancino non ben letti per ora dal team Giorgione. Meo, Ceccone, ora Molin con i piedi a rischiare moltissimo su Tilal, la palla rimane lì, arriva Leo Senna, va il tiro di prima, murato da Ceccone che esulta come un gol e fa bene. Meo, Tilal ancora una volta a intervenire, si accinghiano Tilal e Meo, ora il 4 lo mette giù con quello che era giustamente il quinto fallo, non viene visto neanche da Chiara Grasso, non ci sarà nei nostri replay ma nelle memorie di chi ha visto il tutto sicuramente sì, quinto fallo che sarebbe stato giusto, quello commesso da Meo. Bastini ad intervenire, cercano più volte la soluzione diretta del calcio in porta i giocatori del Bissuola, sperando in una qualche deviazione come è stato anche nell'occasione del primo gol. Zanardo, Meo, finta bene su Leo Senna che non toglie la gamba, va da Tilal che prova a chiudere l'1-2, palla troppo alta e 3 contro 2 Bissuola. Zanardo, Ceccone, può rientrare sul destro, va invece sul sinistro, lì però termina il campo, Stefani pronto per il cambio, invece no scusate, De Zen che prende il posto di Tilal per dare un riferimento in più lì davanti in questi ultimi 43 secondi di gioco. Ceccone, Meo, Zanardo, Suola con il mancino, Leo Senna capisce tutto, De Zen pure, si torna dal 3 che va subito alla puntata, 31,5 e De Zen a sbucciare il pallone in questo caso con la palla che può ripartire ancora una volta da Molin. Bastini anticipa il tutto di testa, c'è ancora spazio per un'ultima occasione, forse 2 perché De Generi temporeggia un po' troppo, va da Leo Senna quando però è andato già ad inserirsi verso il centro per attaccare direttamente la porta e ora l'occasione ce l'ha il Bissuola con Brunetti. Suola sempre molto bene, il pivot ex Annia e Gifema tra le altre. Nalesso prova invece la conclusione, alta sopra la traversa De Zen per assicurarsi le condizioni dell'avversario e Leo Senna a ripartire a 10 dal termine, manca sempre meno, Leo Senna a portarla, prova la puntata ancora una volta, vuole prendersi le responsabilità e la squadra sulle spalle, vede i propri compagni in difficoltà, vuole dare quella scossa e trovare il gol che varrebbe il pareggio al momento. De Chiara, De Generi, 3 secondi, 2, 1 e suona la sirena. Termina così il primo tempo
con qualche scelta sbagliata di troppo in casa team, un gol fortunato da parte del Bissuola o autogol, se meglio vogliamo dire, da parte del Burreiti. A fine primo tempo, Team Giorgione 0, Polisportiva Bissuola 1, a breve per il secondo tempo.
E allora bentornati alla Belboté Arena di Tombola, è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo avvenuto da pochi secondi dopo il fischio di Uva di Torino. È tutto pronto quindi e può ripartire la gara tra Team Giorgione e Polisportiva Bissuola con gli ospiti avanti per 1-0 grazie all'episodio fortunoso per la formazione per l'appunto ospite che ha portato all'autogol di Alburraiti. Ammoniti nel corso della prima frazione Chia e Brunetti, con il Bissuola che ha più e più volte rischiato di andare al quinto fallo. Nulla di effettivamente così volontario da parte dei giocatori ospiti secondo i direttori di gara, e quindi partita che è terminata per l'appunto 1-0 nella prima frazione. Team Giorgione con parecchie scelte sbagliate, bisogna dirlo, nel corso del primo tempo. Ora prova a ricominciare il tutto, formazione quasi del tutto invariata rispetto all'inizio della gara, con il solo, anzi due cambi da parte del Team Giorgione, con De Chiara al posto di Vecchione, De Generi al posto di Stefani. Dall'altro lato invece ancora presenti Molin, Nalesso, Ortolan, Zanardo, e al posto di Brunetti, che aveva iniziato questa gara tra Team e Bissuola, con il numero 13 Gianmarco Chia. Molin, lungo c'è Chia, preferito invece Zanardo, a toccarla sempre col mancino. Cercato ora il 13, anticipato e bene da Gianluca De Chiara. Palla che rimane lì e Zanardo ad incaricarsene. Zanardo che nella gara d'andata terminata per l'appunto qui alla Belboté 5-5 tra Team e Bissuola aveva trovato un'importantissima doppietta in quella che era stata una grande rimonta da parte del Team Giorgione. Zanardo con la suola va da Chia, prova a tornare in mezzo, non c'era nessuno ma riparte comunque il Team Giorgione con De Zen, smorza troppo il tiro in brutto modo, ma guadagna comunque perseguimento dell'azione con Leo Senna. Leo Senna in mezzo De Zen, ancora Leo Senna, non si capiscono ancora una volta i due e palla per il Bissuola. Ortolan lungo sulla linea che viene anche oltrepassata, e allora direttamente sbagliato il primo tocco e Team Giorgione che può ripartire davanti alla propria panchina. Leo Senna scambiare con De Generi, ora a farlo con De Zen che preferisce servire il 19, dietro c'è ancora il 3 che taglia e riceve pallone. Allora De Zen giocare con la suola, provare a entrare in area e forse cercare un fallo, riparte 3 contro 1 per il Bissuola. Ortolan con la punta, Bastini scende giù e se la ritrova tra le gambe, va lungo da De Zen, stop e tiro al volo, intercettato e si riparte ancora una volta come nel primo tempo. Batti e ribatti da ambo le parti, con Nalesso ad andarsene via bene su De Zen che commette fallo non permettendogli di passare davanti. Quindi primo fallo del secondo tempo, come è accaduto anche nella prima frazione, è ancora una volta del Team Giorgione. Ortolan, Zanardo, sfidare De Generi, lo brucia con il primo passo, va anche al tiro, alla sinistra di Bastini, soffia la conclusione del 10. De Chiara, De Zen ora, De Chiara si muove lungo, troppo leggibile però questo pallone da parte del numero 9 a cambiare il fronte d'attacco, e ora a giocarla ai 6 dalla rimessa laterale. De Generi va sul sinistro in quanto Molina aveva detto destro-destro, prova a sorprendere un po' la difesa avversaria. De Chiara, De Generi, sfidare Zanardo a parti invertite rispetto all'ultimo duello. Ora Leo Senna con l'esterno, tocco troppo morbido, di poco impreciso, e retroguardia del Bissuola che la mette fuori.
pronto Vecchioni intanto di fianco ad Alemao per tornare in campo, probabilmente posto di uno tra De Generi e De Chiara. Vedremo la scelta il mister brasiliano. Ora De Chiara, rientra anche lui sul mancino alla Zanardo. De Zen, De Generi, ancora arriva con il passo giusto Leo Senna, Mura e urla di gioia Ortolan per averlo ribattuto, ma siamo già ancora nella stessa zona di campo con De Chiara, De Generi. Chia lo legge facilmente, mette la palla fuori, anche Ospici si alza dalla panchina per far ripartire velocemente l'azione e sempre dal 3 Leo Senna. Bastini, De Generi, Bastini sul filo del rasoio, la tocca appena sopra la linea. De Generi rientra, può andare al tiro, non lo fa in una prima battuta, in una seconda sì. Chiede la deviazione del calcio d'angolo, non è così. Allora Molin a lanciarla lunga proprio nella zona in cui si era accampato Bastini, che la tocca per ultima secondo il direttore di gara, e quindi rimessa per Ibisuola e Vecchione che prende il posto di De Generi. Nalesso, Ortolan a imbucare molto bene l'azione del Bissuola, ottima, veramente quasi da manuale del futsal, e Canuto sotto porta trova un intervento miracoloso di Bastini. Non l'avrà colpita bene il 2, ma è sicuramente intervenuto nel migliore dei modi il 12. De Zen, Vecchione, De Zen, De Chiara, Vecchione, ora Leo Senna. Va con la punta a cercare la palla in buca d'angolo, De Chiara tocca il soffitto della Belboté e quindi laterale Bissuola. Ortolan, Canuto con la suola, aspetta all'arrivo di Capitan Meo. Leo Senna aveva capito tutto e si accontenta della laterale. Bastini, Vecchione, ancora Bastini prova a sfruttare col proprio 12 la carta del quinto al team Giorgione, anche per recuperare il risultato. Sicuramente i 2 gol e i 10 assist trovati da gennaio in poi da parte di Andrea Bastini sono da sfruttare per mister Alemao. Ortolan se ne va via benissimo qui, muole anche la palla per Canuto, ancora una volta Bastini ci deve mettere le pezze, ma il Bissuola sta sicuramente giocando una buona gara, sfruttando soprattutto le difficoltà del team. De Chiara, bravo qui ad anticipare, peccato davanti non ci fosse stato nessuno e quindi 6 deve ancora una volta correre all'indietro e a spizzarla anche, ma per Bastini. Tilal, Vecchione prova a girarsi immediatamente, Tilal anticipa il movimento dell'avversario ma la palla rimane lì. Canuto sul secondo trova ancora una volta la via della porta, ma lì c'è Andrea Bastini, questa volta con la faccia. Meo rumoreggia al pubblico perché voleva la rimessa a favore team Ortolan, ribattuto da Leo Senna, palla che carambola ed è ancora palla del Bissuola, si scalda la Belboté. Ortolan, Meo, Marton sbaglia l'ultimo tocco e allora Tilal sfrutta un po' di tempo per far rientrare Stefani al posto di Leo Senna e quest'ultimo riparte da Bastini che porta ancora una volta sulla palla quando ormai mancano 3 minuti e 30 se vogliamo essere precisi al termine di questa prima parte del secondo tempo. Bastini, Stefani la riceve sul proprio piede debole,
Bastini rischia moltissimo qui, allora Marton può involarsi verso la porta, mette a sedere Stefani e firma il gol del 2-0 Bissuola, il gol di Marton. È una cosa ovvia nel mondo del futsal, lo si sa bene, il portiere, se è bravo coi piedi, va benissimo a sfruttarlo, ma rischia di diventare, come sempre, un'arma a doppio taglio e questa volta a favorire il Bissuola, che si porta sul 2-0 in casa del team. Allora se ne va Vecchione, prova anche la conclusione, palo esterno da parte di Vecchione. Intanto lancio lungo di Molin, Tilal prova ad andarsene via, troppo sul lato però. Zanardo, De Chiara prova a giocare il pallone con Stefani, prima Vecchione poi, la palla è lunga, ancora una volta per De Chiara, troppo lunga però, e allora rimessa laterale Bissuola. Meo in buca da Brunetti, protegge sempre molto bene palla al 7. Ceccon, ancora Meo, Brunetti con la suola da Meo, finta una e due volte, prima su Vecchione poi su Tilal, anticipando il movimento dei giocatori del team Giorgione, e allora Meo a ripartire ancora una volta dal numero 11 Ceccon, tratto benissimo nel primo tempo, vedremo se farà lo stesso nel secondo. Entrare bene è ciò che devono fare anche i ragazzi di Alemao. Leo Senna, uno su tutti, pronto a tornare nuovamente sulla superficie di gioco. Stefani chiuso sull'angolo, bravo ad uscirsene qui, favorendo la rimessa in gioco da parte di Andrea Bastini. Tilal prova ad andare al tiro, questa volta ribattuto da Meo. Leo Senna riceve il pallone da Chiara Grasso e chiama il movimento a Stefani. La palla è per lui. Vecchione, ancora Leo Senna. Sulla propria verticale si muove Vecchione che finisce sotto la panchina del Bissuola per qualche intervento irregolare che non è stato punito. Allora si può giocare. Vecchione che era proprio in quella zona di campo. Troppo lungo il tocco per Tilal, troppo lungo. E allora a spiegarsi 2-10, ma palla al Bissuola. Ceccon ad alzarla lunga da Brunetti. Da dietro la pressione di Stefani che guadagna la rimessa e va da Vecchione. Leo Senna, Tilal si gira sul proprio mancino. Meo continua ad insistere nel trattenerlo, il fallo è qualche metro indietro, ma l'importante è che ci sia primo da parte del Bissuola in questa seconda frazione. Vecchione sul punto di battuta. Stefani ora. Leo Senna, ancora Stefani, prova a scodellarla, non per Vecchione ma per Tilal che ha molto spazio centralmente, prova a prenderselo anche Leo Senna,
Vecchione, la palla rimane lì in un flipper dalla quale esce con il 10 Zanardo, messo anche giù, non c'è nulla, allora riparte l'altro 10, quello bianco-rosso, Tilal da Leo Senna, tiro di punta, ribattuto da Ceccon e ancora una volta Zanardo con il mancino a giocarla da Brunetti, la palla rimane lì e si riparte, vai e rivai sempre, continuamente, dopo il tiro di Stefani riparte Brunetti, torna il 7 che non commette fallo, la palla rimane ad Alessandro Brunetti, autore di 9 gol in stagione, che cerca la conclusione diretta verso la porta arrancando con la propria corsa, con le ultime forze, forse pronto anche il cambio da parte di mister Paglianti, con Canuto e Marton, il 2 e il 5 pronti a tornare nel campo di gioco. Temporeggia troppo qui Stefani col pallone tra i piedi e quindi rimessa a Bissuola, procedono i cambi, Brunetti e Ceccon fuori, Canuto e Marton dentro, non viene cercato nessuno dei due in questo ultimo lancio da parte di Molin. Ora invece col 5 Marton a sfidare Stefani, proprio i due entrati sulla sinistra, quasi a pestarsi i piedi, cerca comunque il tiro Marton, deviato, ribattuto da Stefani, out. Marton dietro Nalesso, Ortolan la prende qui malissimo, Leo Senna ad invitare i propri compagni ad aumentare la pressione ai danni del Bissuola, così facendo sicuramente anche la formazione ospite potrebbe sbagliare molti più passaggi, ma bisogna essere anche più cinici sotto porta, pochi veri e propri pericoli per Molin, parate quelle per l'estremo difensore in maglia gialla quest'oggi, tutto sommato semplici. Molte volte rasoterra i tiri dei giocatori del team Giorgione che qui commettono fallo, il secondo di giornata, a 8:48 dal termine. Ricordiamo ancora una volta nel primo tempo ad aprire le marcature l'autogol del Burraiti, nel secondo raddoppio a Marton in un contropiede 2 contro 1, nella quale Bastini era rimasto a terra e quindi l'estremo difensore si era ritrovato ad essere Stefani. Canuto non può tenerla in campo, o almeno ci prova, palla ancora Bastini. Leo Senna. In buca e bene da De Zen, potrebbe favorire Stefani, torna invece ma da De Generi. Stefani non riesce a controllarla, De Generi si precipita a tutta furia sul pallone come spesso sa fare e batte ora la laterale. Stefani centralmente, Leo Senna prova a girarsi, a cercare la conclusione, sempre ingabbiato dai giocatori del Bissuola. Ortolani in questo caso, Bastini, De Generi, finta 1, 2 e 3 volte per poi tornare da Stefani. Bucata di prima di De Zen, la palla rimane lì, l'ultimo tocco è del team Giorgione, palla Bissuola. Frenetica la manovra del team Giorgione che non riesce a trovare uno sprazzo che possa garantire al momento di tornare in partita. Certo, una gara andata e ritorno si può giocare e vincere anche in uno solo dei due confronti, ma a questi livelli, con queste formazioni, dopo 5-5 in campionato, non è sicuramente semplice. Dice palla De Zen, dice gamba Uva, e allora cartellino giallo per il numero 9, il primo del team Giorgione. Terzo fallo e primo giallo. A sfruttare questa situazione di gioco fermo mister Paglianti con Meo Brunetti a mostrare qualcosa sulla lavagnetta al proprio capitano, e intanto Nalesso invece ad incaricarsi di questa battuta. Nalesso che aveva trovato la doppietta Zanardo nella gara d'andata, Nalesso invece in quella di ritorno, sempre terminata per 5-5, in quel caso al Franchetti.
E ora Nalesso, pronto alla battuta, col sinistro anche Marton vicino a lui. Ci va Nalesso, facilissima per Bastini quell'intervento. Lungo il lancio per Leosenna che aggancia bene. Cenno d'intesa tra i due e Stefani, out al posto di De Chiara. Con l'esterno morbido Leosenna. De Zen torna dentro. Molin evita l'intervento di Ortolan che avrebbe messo qualche rischio in più. Bastini l'alza per De Zen con il petto, se la sposta, tunnel su Canuto, se ne va via benissimo il 9, messo giù questa volta, chiede il giallo, questa volta per il numero 2 Canuto, rischia forse anche qualcosa chiedendolo in quanto appena stato ammonito. Probabilmente sarebbe stata la scelta giusta da parte del direttore di gara, ma si riprende solo con la punizione a favore del team. 3-2 i falli, 0-2 il punteggio, 7 al termine di questo primo turno, prima gara tra Team Giorgione e Bissuola, valevole per il secondo turno di playoff di Serie B maschile. Zanardo chiede al direttore il punto di battuta, va a posizionare il pallone, la colpisce in questo caso male, allora De Chiara anticipa, De Generi prova ad andarsene, non è fuori la palla ma è del Bissuola, comunque è in campo. Zanardo sempre sicuramente uno dei punti chiave sul quale lavorare nella gara di ritorno da parte di mister Alemao. Sta mettendo molto in difficoltà sul lato i giocatori del team. Brunetti ad allontanarla qui quasi in tribuna. 6:37, la palla è ancora del team Giorgione. Leosenna prova ad andarsene con un tunnel forse su Ortolan che ne capisce le intenzioni, si accentra ma è De Chiara, è bravissimo a rifare il suo possesso e andare da Leosenna che questa volta ha molto spazio. Sul secondo c'è De Zen, è cercato lì, cercato con una palla splendida al bacio, solo un cioccolatino da scartare per De Zen che si incarta sul momento cruciale di questa gara. Leosenna non c'è nulla, secondo il direttore almeno. Loro Ortolan può sfruttare questo 2 contro 2 e lo fa male. De Zen, la scivolata di Zanardo, tutti a protestare con l'arbitro che un po' fischia per il team, un po' per il Bissuola. Sicuramente non è questo il problema. Quest'oggi alla Belboté serve la giocata dei singoli forse, Leosenna, De Zen, quelli che hanno trovato maggiori gol in stagione, e qui però potrebbe pesare sicuramente la palla gol avuta sui piedi da De Zen. De Chiara, De Generi ora si accentra come sempre e molte volte ha fatto in questo primo turno. Bastini dietro con i piedi, potrebbe cercare De Zen, la squadra avversaria è schierata troppo bene, allora si riparte con calma e da dietro. De Generi a temporeggiare sull'avversario, Zanardo dice sono fermo qui, De Generi gliela calcia addosso e si riparte dalla laterale. Leosenna, ancora De Generi, rientra sul destro ancora una volta, troppo lento però, e qui temporeggia, Zanardo se ne va via con una ruleta, la palla dentro dal numero 7 del Bissuola, ha quasi cercato il gol Brunetti, ha cercato il gol e non è andato vicino dal trovarlo, ha forse usato troppo la precisione chiudendo il piattone sul secondo palo. De Zen, Tilal suola e si accentra ora da De Chiara. Ancora Tilal nello scontro tra 10 con Zanardo, la mette fuori, i giocatori in maglia giallo-blu e allora calcio d'angolo affidato proprio a Tilal, si fa vedere col mancino De Chiara, palla sporca messa sul destro del numero 6 e allora il Bissuola può favorire di una nuova laterale. Molin
lungo a cercare Brunetti. De Chiara deve uscire dalla zona centrale del campo per anticipare il 7 e c'è con appena tornato in campo a fraseggiare con Alesso prima e poi il team Giorgione a recuperare il pallone. De Zen prova il tiro, lo carica anche bene, posizione precaria però del corpo, e palla ancora una volta alla sinistra di Molin, che riparte dal dischetto del proprio rigore favorendo prima Cecon, poi De Chiara si mette in mezzo, la tocca sul secondo da Tilal, deviazione fondamentale questa per Molin da parte del numero 5 Marton. Per una volta calcio d'angolo, non da destra ma da sinistra rispetto al lato verso il quale attacca il team Giorgione. De Zen dentro, da lì impossibile andare in modo ottimale alla conclusione in porta, e quindi ancora una volta Molin con il pallone tra le mani e Bastini ad anticipare Brunetti con la testa. La palla è però del Bissuola, va a recuperare la Bastini e la lascia lì. Brunetti, Marton al tiro, insidioso questo per Bastini, che comunque va giù in spaccata e riesce a far ripartire il Bissuola da qualche metro più indietro. Ancora da sfruttare i time out in questo secondo tempo, quando ormai mancano 3:35 e rimane sempre meno tempo al team Giorgione di recuperare il risultato di questo primo turno. Settimana prossima ovviamente bisognerà andare in casa Bissuola. Intanto ci ha provato Tilal subito dopo le mie dichiarazioni. Buono il tiro al volo da parte sua, ma ancora una volta sembra quasi avere il mirino il team Giorgione qualche metro fuori dalla porta di Molin. Molin a lanciare ancora una volta a lungo, forse anche un modo per far perdere tempo, qualche secondo di gioco per favorire quello del team. De Chiara, Leo Senna a lanciare lungo da Tilal, prova di prima per De Zen, ma la palla è ancora del team Giorgione. Finto blocco di Brunetti, Marton non va via, e allora Tilal è qui che deve accelerare, va invece da Leo Senna, che deve per forza ripartire da De Chiara. Leo Senna ancora, mezzo Tilal, ancora il 3. Contromovimento ottimo su Cecon, che era rimasto lì sul posto, e Molin deve intervenire in basso alla propria destra. Pallone ancora una volta in angolo, ancora una volta sui piedi Ayub Tilal, si gira bene De Zen questa volta, non c'è il fallo sulla virata del numero 9 Nicola De Zen. 35 gol per lui stagione quest'anno, numeri alla quale sicuramente è abituato il bomber biancorosso. De Chiara, Tilal, Meo ad uscirsene in modo ottimale, a sinistra Cecon servito, si riparte a Marton, ancora Meo a fraseggiare, e bene il Bissuola, fuori tempo la pressione del team Giorgione, che deve sicuramente organizzarsi in questi 2 minuti finali per provare a cercare quantomeno il gol dell'1-2 ed evitare sicuramente lo 0-3, che sarebbe contro una formazione come il Bissuola pesantissimo in ottica del ritorno. Ortolan, Meo, mezzo Brunetti, lascia lì la palla centralmente per Ortolan, ha trovato una leggerissima deviazione di Bastini, quel tanto che basta per far ripartire il tutto dal corner. Marton, alzare entrambe le mani, chiamare uno schema. Dietro c'è Meo, servito lui, capitano storico del Bissuola. Stefani però interviene, Leo Senna prova a ripartire, Meo gliela calcia addosso e in maniera fortunata trova la rimessa laterale a 1:41 dal termine.
Leo Senna dice di mantenere alta la pressione in questi minuto e 37 per la precisione finale di gioco. Stefani a provare a saltare sopra le mani di Molin, che può usare per l'appunto i propri arti superiori e farla sua in modo facile. La palla è uscita lì sul tentativo di passaggio in verticale da parte di Marton e allora De Chiara. Leo Senna fraseggia ancora con il 6. Leo Senna, Tilal e sempre il 3 a creare gioco, andare in questo caso a Tilal, gli si piazza davanti Giacomo Marton, classe 97, anche per lui numeri importanti in questa stagione, 14 gol per lui, miglior marcatore stagionale del Bissuola. Stefani messo giù intanto e cartellino giallo per il numero 4 Capitan Meo, che non era già stato ammonito, lo erano Brunetti e Chia. Arriva anche il terzo giallo di gara e il time out da parte del team giorgiano. Allora, time out sfruttato da parte di mister Alemão a 1:02 dal termine. Speriamo sia tempo sufficiente per i padroni di casa per trovare quantomeno l'1-2 a provarci. De Chiara con questa punizione dopo il terzo fallo e la munizione di Meo. De Chiara non prende molta rincorsa, forse uno schema per liberare qualcuno. Certamente non Leo Senna, che era dietro l'uomo. Meo riparte veloce da Ortolan, Bastini a farla sua e andare da Tilal. Leo Senna, pressato da Naresso, deve giocare di prima. Stefani prova a girarsi, difficile farlo lì, riesce comunque bene ad andare via il numero 7, nessuno ha tagliato centralmente il campo, non c'è De Zen e allora diventa difficile sfruttare l'area di rigore avversaria da parte del team Giorgione, che deve cercare di andare più sul lato. Stefani non deve rischiare, questa volta così è, perché va da Bastini, lunga la palla da Leo Senna, perfetta sui piedi del numero 3, in mezzo c'era Tilal nascosto e allora cerca direttamente la conclusione quasi dalla linea di fondo. Molin lì fermo di fianco al palo, protegge la propria porta. Leo Senna, Stefani, non ci sono deviazioni, palla altissima sopra la porta di Molin. Va ora lungo Molin, Bastini sempre ad uscire al limite della propria area, non c'è nulla qui. Stefani mette giù Meo qui in modo veramente più che inevitabile. Stefani trova la via del cartellino giallo andando a dire qualcosa a Meo, che si era messo ad urlare. Si alza anche il Capitan Prosdocimi, ammonito pure lui per andare a proteggere la propria squadra, la propria maglia, il team Giorgione. Quindi ammonito Prosdocimi, ammonito pure Stefani, che non c'era stato dalla reazione di Meo, che subito si era rialzato dopo invece aver urlato.
ammonito pure mister Alemao, chi più ne ha chi più ne metta, più gialli che gol, quest'oggi qui alla Belboté certamente a proferirne non è lo spettacolo quest'oggi. (13 secondi quindi del termine). Certamente avrà molto da scrivere sul taccuino il direttore Uva Generoso di Torino, che va a spiegarsi col proprio secondo. Gioco che riprende quindi a favore del Bissuola dopo la provocazione di Stefani, chiamiamola così, che ha ricevuto il giallo assieme anche a mister Alemao e capitan Prosdocimi. Ancora una volta duro Stefani, questa volta non c'è nulla, urla il Bissuola che però sta vincendo 2-0. Zanardo questa volta prova ad andare sul destro, scusate, Rameo, va alla conclusione e suona la sirena che determina e decreta la fine di questa gara. Team Giorgione 0, Polisportiva Bissuola 2. I gol nel primo tempo, l'autogol di Alburreiti, a raddoppiare nel secondo è stato il numero 6, Giacomo Marton. Allora è tutto dalla Belboté Arena e da Morandin Vincenzo, alla prossima. Buona serata.